nascosto nel mare, il vento freddo sta correndo sui prati, ma io e te amica mia, con le mani nelle tasche camminiamo sulla strada e l'estate è ancora dentro. Questa è la seconda edizione della festa, della All in Rock. L'abbiamo voluto realizzarla a ridosso della giornata internazionale della disabilità e siamo riusciti a coinvolgere il complesso musicale dei Nomadi, che ha un genere di musica che accontenta tutti, piace a tutti, direi che è una musica intramontabile. E la partecipazione di un nostro ex terapista, di Alberto Bertoli, che ci porterà sul palco alcune canzoni del padre. L'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso ci è servita per poter perfezionare gli aspetti tecnologici e sono gli stessi aspetti tecnologici che abbiamo utilizzato anche l'anno scorso, quindi avremo insomma le varie audioguide, le varie possibilità per poter far partecipare tutti quanti. Di fianco al palco ci saranno i sottotitoli, ci saranno tutte le parole delle varie canzoni e degli interventi che si faranno da una parte, e dall'altra ci sarà due operatori, una ragazza e un ragazzo, che utilizzeranno il linguaggio dei segni per persone sorde, insomma. Siamo riusciti a coinvolgere alcune testate giornalistiche nazionali e siamo contenti di questo. Ecco. L'importante è farsi conoscere, allacciare sempre un rapporto positivo e costante con il nostro territorio, per far sì di poter creare il maggior beneficio possibile a tutti i bambini e tutti i ragazzi che potrebbero avere bisogno della Casa del Sole. Una platea così non ha rivali da nessuna parte. Grazie. Sorprendermi la pazzia che danza intorno a me. C'è la sala Chill Out che è stata predisposta, tale quale l'anno scorso, per i disabili con difficoltà di tipo neurologico, in modo tale che le persone che hanno bisogno di assentarsi un attimo e di potersi rilassare possono farlo tranquillamente senza essere particolarmente infastidite dal palco e dalla platea, che obiettivamente con 2000 persone presenti, con tutte le luci che si muovono, per qualche nostro ragazzo può essere una cosa abbastanza complicata. Queste stanze chill out che abbiamo allestito all'ingresso della sala del concerto permettono di accogliere all'interno di questo spazio molto allestito con delle attenzioni molto particolari dal punto di vista del mondo dei sensi, accogliere le persone che non riescono a resistere tutto il tempo all'interno del concerto per svariati motivi, emotivi, fisici, sensoriali, non ce la fanno più a stare seduti, trovano qua un ambiente allestito che permette di rilassarsi. Vedete, abbiamo tante sedute morbide, tanti elementi e strumenti interessanti dal punto di vista visivo, belli da toccare, anche da giocare, da sperimentare, e li accogliamo in questa zona ad hoc per le loro necessità. Quanta gente ci sta dentro un muscolo solo, che belli da qui, sembra un cuore che non smetta. Credo che la Casa del Sole abbia fatto anche quest'anno un ottimo lavoro, c'è tantissima gente, tantissimo pubblico, perché la formula è stata pensata veramente per tutti, ma curata nei minimi dettagli per creare luoghi, situazioni che siano funzionali al benessere di tutti, e credo che il messaggio che passa attraverso serate come queste, tra l'altro di grande musica, sia veramente un messaggio molto molto bello e molto molto forte, che ci fa sentire tutti più uniti. Il 3 dicembre si celebra la giornata mondiale per le persone con disabilità. E ripeto, credo che il messaggio che traspare da una serata come questa, che è inclusiva al 100% e a 360 gradi, sia veramente molto molto significativo. Pesca forza, tira pescatore.
pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace, senza ridenti, aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.